Due huddle delle due squadre e il saluto molto affettuoso tra Walter De Raffaele e Alessandro Magro. Andrea De Nicolao per ricevere questo pallone, finta di andare dentro da Tonut, poi invece lo scarico in area per Mitchell Watt. Della Valle prova ad arrivare sotto canestro, riesce a usare bene le finte e poi riesce anche a trovare l'angolo giusto, però neanche questa tripla va bersaglio per Venezia. 1 su 6 da fuori per il momento per l'Umana Reyer. Sta tirando in maniera decisamente più precisa Brescia. Watt cambia lato per andare proprio da Tonut. Qui lui c'è Cobbins, vuole sfruttare il mismatch Tonut che poi scarica per Philip. 2 triple in fila, la prima di Stone, la seconda di Tariq Philip. Ma Ekodas permette a Venezia di rimanere in attacco, va dentro da Brooks che usa il fisico, lo stoppa e Bois, ritrova lì il pallone Brooks e il secondo tentativo è buono. La prima linea, bravo a aprire per Moore di nuovo, che a sua volta penetra nel cercare di nuovo l'azione. E qua te la lascio a te. Che ha una piccola indecisione al momento di far partire la transizione. Mitrulong ci riprova questa volta da 3, si alza e spara e lancia Brescia sul più 11. Tiro appoggiato al vetro, sbagliato, tap out di Watt che tiene vivo il possesso. Michele Vitali alla fine trova un canestro preziosissimo. La palla ce l'ha Brescia che parte dal più 9, Mitrulong che riesce ancora una volta con un'acrobazia ad appoggiare il pallone al vetro. Della Valle, il tiro da 3 dal palleggio, era da un po' che non si imprendeva conclusioni da fuori. Palla alzata da Della Valle che vede il roll di Cobbins, mette palla a terra Bramos che poi vuole servire su quel quarto di campo Watt per l'1 contro 1. Tiro difficile buttandosi indietro, si muove, ribaltamento di Watt. Philip dal palleggio schiaccia a terra la palla proprio per il suo centro. Per un attimo Philip pensa anche alla tripla che alla fine prende il capitano. È mancato in questi mesi Mike Bramos. Mitrulong, siamo a metà esatta del quarto periodo, 5 minuti alla fine. Long con l'assist per Cobbins, 2 punti comodissimi. Semplice. E adesso vedi anche il taglio di Cobbins che trova l'extra pass sulla linea di fondo, arriva Kenny Gabriel. E i titoli di coda li manda forse Amedeo Della Valle, 24 per lui, il nuovo massimo stagionale. Finisce 80-69 per la Germani Brescia.